Vengo, vengo, non c'è mica bisogno di gridare tanto, sto arrivando. Ma chi può essere così tardi? Certo, qualcuno che ha fretta di sposarsi. Un angelo? Sì, signor sindaco di Betlemme, un angelo per servirvi. Un angelo? Oh, mamma mia, un angelo! Bisogna farlo. Che succede? Ha preso fuoco il paradiso? No. Vuole che dia l'allarme ai pompieri? Per nulla. E allora? Allora, ecco, signor sindaco, non impressionatevi troppo. Ecco, è nato poco fa nel villaggio di Betlemme un piccolo dio. Un piccolo dio a Betlemme? Ma cosa dite mai? E come vi dico? Un piccolo dio? Mamma mia! E dov'è? È nato ora nella stalla in fondo al villaggio. In quella stalla? Ma non è nemmeno buona per allevarvi le pecore. Ebbene, è proprio quella stamberga che il figlio di Dio ha scelto. Oh no, ma è cadente! Ci sono buchi sulla porta e sul tetto. Le travi sono tarlate. Che strana idea nascere proprio là. Che volete così? Dio sa quel che si fa. Oh, non ne dubito. Intanto, signor sindaco, vogliate far presto perché anche voi siete atteso nella mangiatoia. Mi si attende? Credete forse che il buon Dio abbia bisogno dei miei consigli? Devo portare come libri delle nascite, dello stato civile. Portate con voi tutto quello che volete, ma fate in fretta. Va bene, ma bisogna che io avverta anche Elia, il segretario comunale, Gerolamo, la guardia campestre, e Salomone, l'avvocato. Me ne incaricherò io di avvisarvi, a nome vostro. Oh, se ve ne incaricherete voi siete molto gentile. Ma non dimenticatevi di avvisare anche il signor Isacco, il farmacista. Sapete, con questo freddo il piccolo Dio potrebbe star male. Voi pensate a tutto, ma fate in fretta. Va bene, tuttavia non posso presentarmi a buon Dio in camicia da notte. Ditemi, signor Angelo, cosa devo mettermi, la gonna o il blue jeans? Non importa, qualsiasi cosa. Ma voi non sapete che disgrazia, mi manca la camicia bianca stirata. Ma va bene, mettete un'altra. No, io vado subito a dire alla mia domestica di stirarmi la camicia bianca. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Su, non agitatevi così. No, ecco, signor Angelo, avrei preferito che nascesse nel villaggio più vicino. Cosa dite, signor sindaco? Va bene, mi vado a vestire, ma intanto che ci siete, non dimenticatevi di avvisare anche il signor Don Giacobbe, il parroco di Betlemme. Sapete, è da tanto che ci predica la venuta del Messia e ora che è veramente venuto sarà molto contento. Va bene, arrivederci, signor sindaco. Arrivederci, signor Angelo. Rebecca, la camicia! No, non sono d'accordo. Deve fare girare. Noi vi siamo già. Ho detto che farà il meglio. Non sono sicura che poi ce la scommettiamo. Mi dispiace, ok? Non sono è impossibile. Non so che intanto non sono d'accordo. Si deve fare capito? Sì, invece noi non bisogna aspettare. Silenzio, silenzio, silenzio! Egregi signori, rappresentanti di Betlemme, concittadini, ci siamo radunati noi, oggi, i vari rappresentanti dei vari mestieri esercitati nel nostro paese. È nato il Messia ed è necessario per stabilirgli un mestiere adatto alla sua condizione di figlio del popolo e come tale che si confaccia pure al suo carattere di redentore. Capito? Chiaro fin qui? Questo io, primo cittadino di Betlemme, io chiedo voi, signori, la seduta è aperta. Per mille bombe, questo ragazzo deve essere generale. È lui il chiamato per mille bombe a liberare tutti gli uomini dal gioco della schiavitù e soprattutto per mille bombe a liberare tutti gli uomini dal gioco di Satana. Per mille bombe, questo ragazzo sarà generale. Dichiarerà la guerra alla morte e al peccato e vincerà. Io sarò sul braccio destro, io l'aiuterò, io starò con lui. Taci arrogante, tanto parlare del tuo mestiere, che poi sappiamo dove va a mandare la gente. Chi fa la
i vostri figli che cosa vi chiedono? Pane, pane, sì, pane. Avete capito? Abbiamo bisogno di pane. Ed il Messia è il pane vivo. Lui sarà il nostro alimento, il nostro pane quotidiano che ci darà la vita eterna. Ci sono tante altre ragioni, ma voi stessi vi convincerete che il Messia dovrà fare il panettiere. Silenzio, silenzio! In vista del risultato dell'adunanza, considerati i vostri giudizi, ragioni e prove, non possiamo concludere che, dato che siamo in regime popolare, con il mio parere il Messia sarà... Medico, avvocato, Signori, approvo il vostro affanno, ma è inutile discutere. Ho determinato che il Messia sarà... Silenzio! Ho fatto sgombrare l'aula! Ho deciso che sarà sindaco e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo schieramento fuori! Il signor parroco ha qualcosa da aggiungere? Oh, niente, ha deciso tutto lei. Solo volevo leggere, se permette, il telegramma inviatomi dalla grotta di Betlemme. Grotta di Betlemme, 25/12/96. Al reverendo signor Don Giacobbe, parroco di Betlemme. Colmo di giubilo vi comunico la nascita del Messia. Le profezie si sono compiute. Ci è stato dato un pargolo, ci fu largito un figlio. Il bambino è bello e robusto. Questa notte i pastori lo hanno adorato e gli hanno offerto i doni, mentre dal cielo gli angeli cantavano il loro inno. Soprattutto, reverendo signor parroco, voglio comunicarvi che ho scelto il mestiere per il bambino. Egli farà il falegname come me. Scolpire croci è la sua vocazione. Già ora nella culla apre le braccia a croce e sospira. Yahweh sia lodato. Giuseppe il falegname. Che ve ne pare? Questo io, come primo cittadino, propongo di andare tutti quanti alla grotta di Betlemme come i pastori a trovare il bambino.